Siamo in una storica sezione del Partito Socialista a Napoli, Stella San Carlo, con noi il consigliere sezionale nonché consigliere nazionale del partito Enzo Guazzo e il consigliere di municipalità Enzo Riccio. Domenica all'Hotel Tiberio Palace un congresso per l'elezione del segretario provinciale del Partito Socialista, un momento di grande affluenza, una prova di democrazia. Che ne pensa il consigliere Guazzo? Ma noi abbiamo spinto a far votare ai compagni, agli amici, agli elettori simpatizzanti a votare il segretario di partito, a recarsi in quell'hotel un momento difficile della politica. Noi chiediamo a tutti i simpatizzanti, agli elettori che vogliono rifare la sinistra di stare vicino al socialismo riformista della nostra, sia della nostra circoscrizione sia dell'Italia intera. Una grande affluenza, dicevamo, 1361 votanti, ma soprattutto due candidati che forse sono espressione appunto dal basso e non investiture dall'alto. Infatti il dato è proprio questo. Domenica c'è stata una grande partecipazione, ma soprattutto una grande occasione dove si è dimostrato che nel nostro partito non solo si discuta, ci si confronta, si vota e si decide. Questo poi tra l'altro fa parte del DNA del Partito Socialista, un partito riformista che vuole dialogare nel paese e soprattutto nella città e nelle realtà territoriali. Penso che è inequivocabile, tra l'altro come dicevi all'inizio, mentre qualcuno cercava di rianimare un partito che ahimè ha le sue difficoltà, la dimostrazione vera è che in questa città c'è bisogno non solo di confrontarsi sulle grandi scelte di questa città, ma soprattutto c'è bisogno di un partito con un'ossatura forte dove gli iscritti sono protagonisti, e questo è il messaggio forte che viene dal nostro congresso provinciale, dove non ci sono né vincitori né sconfitti, ma soprattutto ha vinto il partito, ha vinto la partecipazione e ha vinto una grande storia, quella del Partito Socialista Italiano. Dalla sezione storica della sanità a Napoli alla sezione del comune di Portici del Partito Socialista, con Leonardo Criscuolo Gaito, segretario della sezione, vediamo il passato e il presente del socialismo a Portici. La sezione Pietro Nenni a Portici si è sempre caratterizzata per essere una sezione molto presente sul territorio, sempre aperta, sempre a disposizione dei cittadini, è una sezione che ha sempre avuto consiglieri comunali, tranne la breve parentesi tra il 93 e il 96. Un salto a domenica 11 gennaio, mentre Morando, inviato da Veltroni, raccoglieva i cocci del Partito Democratico, all'Hotel Tiberio Palace una grande manifestazione di democrazia, con Lello Curvo, capogruppo dei socialisti a Portici. Che cosa ne pensa di questa elezione? Si è trattato di un grande esercizio di partecipazione democratica. Bisogna sottolineare che su un totale di 3.300 iscritti al partito nella provincia di Napoli, il 40% e più si è recato nella giornata di domenica a esprimere la propria preferenza per l'elezione del segretario provinciale. Quindi queste sono state primarie vere, nel senso che c'è stata una effettiva partecipazione e una scelta vera per quanto riguarda chi deve condurre il partito. L'assessore al turismo nel comune di Portici, Bruno Provitera, il futuro del Partito Socialista a Portici. Io credo che il futuro del Partito Socialista a Portici non solo nasca dalle radici che il partito ha sul territorio, ma da quello che praticamente il partito ha seminato in questi 4 anni di attività trascorsi in amministrazione e nel centro-sinistra. Quindi il compito della nostra sezione e dei compagni della sezione sarà quello di portare avanti tutti quelli che sono stati i progetti avviati in questi 4 anni, e in termini turistici il 22 gennaio avremo la firma del protocollo d'intesa per avviare sul territorio non solo di Portici ma di l'intera area vesuviana del sistema turistico locale vesuviano. Io personalmente ho curato i rapporti con gli altri enti e quindi valorizzare le risorse e puntare sul turismo come volano di sviluppo del nostro territorio ma anche dell'area vesuviana, alle falde del Vesuvio. In termini di politiche sanitarie, la riapertura immediata della RSA, Residenza Sanitaria Assistita, e l'apertura di un centro diurno per la geriatria e per i malati di Alzheimer, e per quanto riguarda la protezione civile e il volontariato, massima attenzione alle attività svolte dal volontariato, perché il futuro anche nell'ottimizzazione delle risorse umane e per assicurare servizi al territorio deve passare anche per il coinvolgimento della cittadinanza e del volontariato.